Ben trovati amici della Wii Sport, si riparte con la settima giornata del campionato giovanissimi regionali. Ci troviamo al Garden Sport di Mili, dove sono pronti a scendere in campo Città di Messina e Promo Sport Barcellona. Da una parte i ragazzi di Mister Fiumara, che nell'ultimo turno hanno trovato il successo sul campo del Giardini con il risultato di 2-0, dall'altra quelli di Mister Manu Guerra, che nell'ultimo turno hanno giocato il turno di riposo. Di seguito le scelte dei padroni di casa di Mister Fiumara, con il numero 1 Frisone, 2 Majorana, 3 D'Angelo, 4 Pellizieri, 5 Venuti, 6 Gugliandolo, 7 Panetta, 8 Gemellaro, 9 Auliera, 10 Macelli e 11 Galletta. Dall'altra parte invece Mister Manu Guerra si affida con il numero 1 a Valenti tra i pali, numero 2 Manoli, 3 Bonomo, 4 Chillemi, 5 Lopresti, 6 Materia, 7 Russo, 8 De Pasquale, 9 D'Amico, 10 Bucole e 11 Maio. Arbitrerà la partita il signor Ficarra della sezione di Messina in maglia rossa a inserti gialli e pantaloncini blu, il Città di Messina in maglia nera a inserti bianchi e pantaloncini neri. I ragazzi della Promo Sport Barcellona, siamo ai classici riti pre-partita e poi si potrà iniziare con il racconto del primo tempo, che vede il Città di Messina attaccare da destra verso sinistra i vostri videoschermi, viceversa la Promo Sport Barcellona da sinistra verso destra. La prima occasione è di marca giallo-rossa con il tentativo dalla distanza da parte di Galletta, che però non impegna in maniera concreta Valenti. Ci proverà poi il Città di Messina su calcio di punizione, siamo al quarto minuto, il pallone di Macelli viene toccato, quel tanto che basta da Auliera ed è il gol del vantaggio del Città di Messina. Appena 4 minuti dal fischio del direttore di gara Ficarra e arriva il tocco di Auliera alla zampata giusta che porta il Città di Messina in vantaggio 1-0 adesso tra i padroni di casa. E la Promo Sport Barcellona va a festeggiare insieme a Mister Fiumara e insieme a tutti i compagni Auliera. Nel frattempo la Promo Sport Barcellona prova subito a rendersi pericolosa all'altra parte col tentativo da parte di Lopresti di servire D'Amico, che però viene anticipato da Frisone. Poi errore clamoroso da parte di Valenti. Ne approfitta Macelli, che va a superare due avversari uno dopo un rimpallo e da buona posizione con il destro manda ampiamente al lato. Città di Messina vicino al 2-0, ma è la Promo Sport Barcellona avere un calcio di munizione poco dopo affidato a Lopresti, che ci vuole dalla distanza, traversa clamorosa sul tap-in. Non c'è niente di più facile per Bucolo di trovare il gol del pareggio. Infatti adesso è 1-1 al 15°. Riesce a trovare il gol del pareggio la Promo Sport di Mister Manu Guerra grazie al tocco ravvicinato del proprio capitano dopo il calcio di punizione di Lopresti, che incredibilmente si è andato a stampare sulla traversa. Ancora protagonista poco dopo Bucolo, che va a servire il compagno Lopresti, che ci prova con il destro, parata clamorosa da parte di Frisone, ancora un tentativo da parte di Chillemi, ancora una volta è l'estremo difensore del Città di Messina a negare la gioia del possibile vantaggio a quelli della Promo Sport. Un doppio intervento che ci siamo rivisti grazie all'ausilio delle nostre telecamere, all'ausilio del nostro rallenti. Poi Chillemi ci prova in questo modo, però andando a trovare un netto contrasto da parte di Pellizieri. Ancora un'occasione per la Promo Sport Barcellona, che ci prova con D'Amico, che però manda al lato. Ancora un tentativo degli ospiti con Chillemi, che però viene anticipato in calcio d'angolo in maniera perfetta dalla chiusura di Gugliandolo. Il Città di Messina non avrà più occasioni nella prima frazione, infatti si chiuderà poco dopo il primo tempo. Al duplice fischio siamo 1-1 al Garden di Mili tra Città di Messina e Promo Sport Barcellona, grazie ai gol realizzati al quarto minuto da Auliera per il Città di Messina e al 15° da Capitan Bucolo per la Promo Sport Barcellona. Nella seconda frazione è subito il Città di Messina a provarci con Auliera, che però non riesce a trovare il gol del possibile 2-1 dalla distanza. Nel frattempo entra Fiumara per rilevare Galletta nelle fila giallorosse, poi il pallone di Russo nel corridoio trova la deviazione sfortunata da parte di Venuti ed è il gol del 2-1 della Promo Sport Barcellona. Clamoroso autogol da parte del centrale difensivo di Mister Fiumara, e al 46° del secondo tempo è la Promo Sport aver ribaltato la pratica. Adesso è in vantaggio, ci prova dalla distanza Macelli, che impegna in due tempi Valenti. Sicuro l'estremo difensore di Mister Manu Guerra. Ancora in avanti la Promo Sport Barcellona da Chillemi, il pallone per il numero 9 D'Amico, che ci prova in diagonale sfiorando il gol del possibile 3-1. Cerca di cambiare ancora qualcosa Mister Fiumara facendo entrare Thomas Fasciana per Gemellaro, ma è ancora la Promo Sport Barcellona a rendersi pericolosa con il solito Chillemi sull'out di sinistra, chiuso in maniera perfetta dall'intervento di Pellizieri, che riesce a mettere in calcio d'angolo. Entra anche l'altro Fasciana per l'infortunato Auliera nelle file del Città di Messina, ma è ancora la Promo Sport a trovare la possibilità di rendersi pericolosa in avanti e trova anche il gol del 3-1 firmato D'Amico, che approfitta della lunga gittata della punizione di Chillemi, salta
in maniera perfetta il portiere frisone, portandosi avanti il pallone col tacco, e da 2 passi deposita in rete il 3-1 della Promosport Barcellona, che al 58esimo, a 12 minuti dal fischio finale e a +2 sulle Città di Messina, ancora cambi, esce Panetta ed entra il numero 15 Buccieri per mister Fiumara, ma sarà il neoentrato di mister Manuguerra Rucai a rendersi pericoloso poco dopo. La sua conclusione da buona posizione non impegna particolarmente Frisone e il Città di Messina a provarci con la forza e la disperazione. Vince un paio di contrasti Fiumara, che poi si ritrova il pallone al limite dell'area, prova con l'esterno destro a giro, mandando però di poco al lato della porta difesa da Valenti. Ancora il Città di Messina in possesso del pallone, lo perde però è Ruccai, che va a servire il nuovo tentativo di Capitan Bucolo, che però con la conclusione centrale riesce a farsi deviare il tiro dall'estremo difensore frisone. A pochi istanti dal fischio finale, ancora una volta la Promosport Barcellona a rendersi pericolosa con Bucolo, che va a servire nel corridoio russo, che trova il gol del 4-1 minuto 74 in pieno recupero. E ancora una volta la Promosport Barcellona a trovare la via del gol grazie all'inserimento perfetto sull'auto di destra di Russo, che approfitta dell'assist di Bucolo per trovare il gol del definitivo 4-1. Infatti lì a poco arriverà anche il triplice fischio da parte del direttore di gara Ficarra. Vince 4-1 la Promosport sul campo del Città di Messina. E allora, amici della Wii Sport, il più cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima.